Siamo con Massimo Corrias, protagonista di questo anticipo tra Gonone e Supramonte. Massimo, il tuo gol ha spaventato la squadra di casa, no? Peccato non è servito per la vittoria. Raccontaci un po' come hai visto la partita. È una partita muscolare, abbiamo giocato bene tutte e due le squadre, occasioni da una parte e dall'altra. Peccato per il risultato per noi. Hai molti fan che ti stanno chiamando. Sì. Non ti lasciano in pace neanche dopo la partita. Un po' troppo veloci durante la partita. Abbiamo sentito il mister che era scatenato. È agonismo. E siete contenti di come sta andando il campionato quest'anno? Sì, un po' di rammarici per come sta andando, poteva andare molto meglio la situazione. Qualche punto in più? Abbastanza. Però in casa è difficile passare a Orgosola. Quello sì. Però anche fuori casa potevamo andare molto meglio in certe partite. Dedica per il gol? No, nessuno, al Supramonte, che mi ha dato la possibilità di giocare con loro. Certo. Da Oliena con furore. Sì, da Oliena con furore. Benissimo, facciamo i complimenti per questo gol e in bocca al lupo per le prossime partite. Crepi. Grazie. Arrivederci.